medico forense è qui con noi, un opinionista proprio per quanto riguarda la sanità. Qual è l'argomento che proponi ai nostri telespettatori? In questi giorni si è parlato della necessità di fare una perizia medico-legale per vedere se un detenuto fosse o no in condizione di poter rimanere in carcere. E ovviamente questo è stato fatto attraverso una perizia medico-legale, quindi attività medico-forense, e questo mi dà lo spunto per parlare di medicina penitenziaria. Voi sapete che dei 60.000 detenuti nelle carceri italiane una parte sono in attesa di giudizio e una parte sono anche in attesa che sia completato il loro percorso, per cui non possiamo dire che ogni detenuto è uguale a un delinquente, poi dobbiamo separare. Dopodiché la situazione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria in carcere avviene nonostante una legge del 1998 ancora in Friuli Venezia Giulia attraverso il Ministero di Grazia e Giustizia, con dei medici e degli infermieri che sono incaricati, perché il passaggio di queste competenze alle unità sanitarie locali e alle regioni è venuto nel Friuli Venezia Giulia solo con una legge del 23 dicembre 2010, pubblicata poi nella Gazzetta di marzo 2011. Quindi la Regione sta ancora elaborando le linee per applicare questa riforma, che avrebbe come elementi essenziali quello di garantire stessi livelli di assistenza fra chi è detenuto e chi non è detenuto, una garanzia delle condizioni igienico-sanitarie e di vivibilità che rispetti la dignità umana. Purtroppo talora questo non accade, e proprio perché anche qui c'è la differenza fra chi è in attesa di giudizio e chi è già stato giudicato, una continuità terapeutica fra dentro e fuori il carcere, ma anche dentro il carcere e con l'ospedale, una salubrità degli ambienti di condizioni e le condizioni di vita, una possibilità di fare progetti specifici di prevenzione, e quello che è importante anche, direttore, la prevenzione dei suicidi, che è una delle piaghe che poi oggi affliggono i carceri. Quindi da quando si è deciso di fare meglio sono già passati 13 anni per applicare la riforma sanitaria. I processi di cambiamento sono più lunghi dei processi penali, talora la politica è molto più lenta della giustizia.